Un anno fa la quiete di Santa Croce Camerina, paese rivierasco della provincia di Ragusa, veniva destabilizzata dall'orrore. Un bambino di 8 anni, prima scomparso e qualche ora dopo trovato morto e gettato nel canalone del vecchio mulino, si chiamava Loris Estival ed era il 29 novembre del 2014. Stamattina, nell'anniversario dell'uccisione del bambino, la scuola che Loris frequentava, il plesso Falcone Borsellino, l'ha voluto ricordare con una cerimonia. Sono stati momenti toccanti di intensa commozione dove una targa è stata scoperta davanti alla classe frequentata dal piccolo Stival. Sopra c'è scritto il vivo ricordo, se non cancella il dolore ci consente di pensarti né spento né lontano ma vicino a noi, al sicuro nei nostri cuori dove continua a giocare e sorridere per sempre. È stata una cerimonia molto sobria, lontano dalle paparazzate che hanno accompagnato questo caso, sotto i riflettori di quello che si può definire un circo mediatico. Il dirigente scolastico della scuola Giovanna Campo ha scritto e musicato una canzoncina per quel piccolo angelo che non c'è più. L'ha cantata il coro composto dai bambini, dai loro genitori e dagli insegnanti. Al termine della cerimonia a scuola tutti i presenti in corteo si sono diretti verso la chiesa madre, dove è stata celebrata una messa in suffragio. Per l'omicidio di Loris Stival è indagata la madre, Veronica Panarello, dal dicembre scorso rinchiusa nel carcere di Agrigento. Il prossimo 3 dicembre la donna dovrà comparire davanti al GUP per l'udienza di rinvio a giudizio.